Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Una giornata splendida, una giornata di sole. Signor Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Nella mia trasmissione 30 minuti con Bruno Zanetti. Il sole che scalda la terra e che poi fa maturare l'uva, che fa venire quel favoloso prosecco che è qui delle nostre peculiarità della nostra terra. Lei è stato in Portogallo per un passaggio di consegne che è veramente straordinario, un riconoscimento favoloso. Ci racconti il suo viaggio? Beh, diciamo che risale a qualche mese fa il riconoscimento per questo territorio, per i 15 comuni che partecipano all'area, che fanno parte dell'area del Prosecco superiore di OCG, il riconoscimento, dicevo, a città europea del vino. Annualmente l'Associazione internazionale delle città del vino definisce, sulla base di un dossier che viene presentato dai candidati, la città europea del vino, facendo anche una rotazione all'interno degli stati che sono rappresentati all'interno dell'associazione stessa. E quindi è avvenuto negli anni scorsi, cito gli ultimi 4 anni, c'è stata Marsala, successivamente questo riconoscimento è stato conferito alla città di Jerez de la Frontera in Spagna, e l'anno scorso si è fregiata del titolo di città europea del vino Reguengos de Montserrat, che è una città, un territorio del cuore del Portogallo, nella parte diciamo centro-sud del Portogallo. Peraltro ha il pregio questa zona di essere conosciuta nel mondo per la rocca di Montserrat, che è un punto di riferimento sicuramente, e potremmo immaginarla come una affinità alle nostre città murate. Il Portogallo in questi ultimi anni è significativamente cresciuto dal punto di vista della... Sindaco, la interrompo un secondo, perché vede, noi siamo in radio ma siamo anche in televisione, perché digitando, i nostri ascoltatori possono digitare Veneto Globe e vedere anche quello che noi stiamo mostrando, oltre a sentire la favolosa esperienza che lei ha fatto. Se lei vuole poi commentare le foto che vede e i personaggi che hanno così partecipato a questo evento, lo può fare, insomma. Sì, in Portogallo, come dicevo, c'è stato questo momento di trasferimento del testimone tra la città portoghese, che come dicevo è una città centrale del Portogallo, nella parte nord dell'Algarve, e Conegliano Valdobbiadene, che per quest'anno si fregia di questo titolo, quindi città europea del vino 2016. Noi contiamo che anche questa iniziativa e questo riconoscimento contribuisca a farci identificare come territorio del vino di riferimento a livello nazionale. Io penso che i numeri da questo punto di vista l'abbiano già sancito, la risultanza dell'attività e della produzione del Prosecco e degli altri vini che caratterizzano questa area ci dicano che siamo sicuramente nelle migliori posizioni a livello nazionale ed internazionale. È un elemento che si aggiunge, che si somma e che contribuisce sicuramente a giustificare e a testimoniare la vocazione di questo territorio. Allora, siccome parliamo di Prosecco, parliamo anche di quella favolosa azienda che sostiene questa trasmissione, che dà la possibilità a noi di Veneto Globe di divulgare le peculiarità del nostro territorio, non soltanto sul territorio ma in giro per il mondo, che è la famiglia Stocco, Alberto Dica del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare. Una cosa favolosa, parliamo di Prosecco, non c'è più attinenza che con questa realtà che oltretutto... Mi piace ricordare che però ha anche delle declinazioni, perché il Prosecco incontra il mare
sul muro di Cadelpoggio, ma il mare e il Prosecco incontrano la montagna in virtù di una iniziativa che Certo. Alberto ha portato avanti e sta portando avanti in questo periodo. Certo. Comunque ti stavo dicendo, è una struttura ricettiva per il nostro turismo in crescita e perciò è importante anche parlare di questo. Anche questo riconoscimento della città europea del vino sicuramente aiuta a farci conoscere e in qualche modo sarà elemento di attrazione, al di là di quelli che sono i momenti, fra virgolette, istituzionali. Penso all'assemblea delle città del vino europee, all'assemblea della città del vino italiane, che si terranno tutte e due qui sul territorio, allo stage dei giovani viticoltori previsto per il periodo di maggio-giugno. Certamente ci sono una serie di altre iniziative che sono ormai consolidate sul territorio, ma che in quest'anno vengono inserite anche nel cartellone delle iniziative della città europea del vino, che indubbiamente animano già il territorio e potranno avere anche un po' di più diciamo così, di afflusso e di presenza. Che ci sia interesse verso questa cosa, posso testimoniarlo anche alla luce dell'ultima esperienza fatta alla Fiera di Monaco a Fri, dove i giornalisti hanno dimostrato interesse anche per questa iniziativa. Ormai il vino e la produzione del vino non è più una produzione di un prodotto alimentare qualsiasi, ma chi approccia il vino, forse anche ad altri prodotti alimentari, non tutti, ma ad altri prodotti alimentari, ma sicuramente il vino, non solo ha il piacere di degustare un prodotto di qualità, ma l'etichetta proietta il consumatore sul luogo di produzione. E di questo dobbiamo indubbiamente, diciamo così, coglierne l'opportunità. C'è un dato che è stato presentato pochi giorni fa alla BIT di Milano, che è la risultanza dello studio del 12° Osservatorio Nazionale del Vino. Gli enoturiste, che ricordo erano stimati in circa 5 milioni intorno agli anni, metà degli anni 2000, tra il 2000 e il 2010, oggi hanno raggiunto un numero di 12 milioni di praticanti. 12 milioni non sono pochi e secondo me le potenzialità di questo territorio sono sicuramente di gran lunga superiore rispetto ad altri, perché altri territori si sono già affermati. Ci sono luoghi dell'Italia dove l'affermazione è ormai consolidata, è inutile che parliamo di Brunello, che parliamo di Barolo, che parliamo di altre zone di questo tipo. Per quanto ci riguarda, se è vero che i numeri per esempio del Prosecco sono così grandi, perché così è anche altrettanto vero che forse i numeri grandi della produzione e quindi della diffusione a livello internazionale non hanno un corrispettivo nella visita dei luoghi che li hanno generati. E quindi credo che da questo punto di vista, per quanto riguarda questa zona, ci sia ancora parecchio da poter mettere in campo e parecchio anche da poter su cui beneficiare. Certo, quali sono i personaggi e quale simpatia le hanno suscitato in Portogallo? Personaggi più diciamo evidenti che lei ha incontrato, più importanti? Allora, il Portogallo è un paese più piccolo dell'Italia, certo, e quindi anche le relazioni istituzionali sono più facili. Credo che il fatto che il giorno della chiusura di questo periodo della città europea del vino di Reguengos fosse presente anche il ministro dell'agricoltura del Portogallo sia significativo. Anche l'approccio con l'Europa è stato molto forte ed è stato anche molto sistematico da parte loro. Grazie a un parlamentare che svolge la sua attività ovviamente negli ambienti europei, anche precedentemente ci sono state una serie di opportunità che ovviamente questa zona ha sfruttato e di cui ha approfittato. Un ambiente che dimostra che i portoghesi sono capaci di fare rete, fare sistema, fare filiera.
Da questo punto di vista dico, il fatto che ci siano 15 comuni che hanno firmato il protocollo e si sono messi insieme per questa cosa, diamo un segnale anche noi. Certo, è importante per il nostro territorio, è importante per l'Italia, perché non dimentichiamo che noi comunque rappresentiamo il nostro territorio e le nostre peculiarità danno lustro e luce anche alla nazione. Sì, non c'è dubbio che i numeri, diciamo, che abbiamo sul Prosecco e sugli altri vini fanno circolare questo territorio, l'immagine di questo territorio, la capacità anche attrattiva di questo territorio a livello internazionale in maniera molto spiccata. Sindaco, noi torniamo un attimo sulle colline della nostra bella città. Io non vorrei mai dire andiamo in quella di San Pietro di Feletto, ma ormai, siccome sono amico anche del sindaco di San Pietro di Feletto, lui non me ne voglia se sento San Pietro di Feletto Conegliano, perché lì abbiamo quella favolosa peculiarità e azienda che è Alberto di Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare. Io ne voglio far parlare perché penso che sia una delle realtà veramente imprenditoriali più intelligenti del territorio, o fra le più intelligenti. Io dico questo, come vale per tutti i settori, per tutte le attività. Si fa un gran discutere sugli indicatori economici di questo periodo, no? C'è qualcuno che sostiene siamo fuori dalla crisi, qualcuno che dice no, siamo ancora nella crisi, nel bel mezzo del guado, siamo all'inizio, non può essere perché purtroppo lo stiamo pagando già da un bel po' di tempo. Se fossimo all'inizio sarebbe da non c'è dubbio che chi ha capacità di strategia oggi vede nel futuro delle opportunità. Se guardiamo purtroppo chi è rimasto sul campo anche in questi anni, sono rimasti nel campo soprattutto quelli che hanno vissuto la quotidianità. Io mi ricordo che c'era un manifesto negli anni '80 per il reclutamento degli ufficiali all'Accademia che diceva che un bravo ufficiale deve vedere con un occhio le minuzie e con l'altro i grandi progetti. È al tempo stesso soldato e generale. Ed è, secondo me, dovrebbe essere il filo conduttore della vita di chi in qualche maniera si mette in gioco in politica, si mette in gioco nelle altre dimensioni, ivi compresa l'attività, diciamo, produttiva, indipendentemente dal settore. Difatti il bravo imprenditore, in questo caso parliamo di una famiglia che si occupa di accoglienza e che si occupa di ristorazione, deve vedere la quotidianità, ma deve avere anche la capacità della proiezione. Certo. Se guardiamo a queste persone e se guardiamo alle realtà che in questo momento si distinguono, non si può che trovare una sintesi di quello che ho appena detto. È vero, è vero. Senta, signor Sindaco, passiamo dal vino all'arte, perché questa è città del vino ed arte. Mi consente di parlare un po' di quello che è l'eccellenza che abbiamo esposto al Palazzo Sarcinelli, che è stata ieri inaugurata. I Vivarini. Sì, allora questa iniziativa è un'iniziativa che consegue altre 2 annualità felici. Il Palazzo Sarcinelli ha questo suo equilibrio che è derivante da un bando che abbiamo fatto 4 anni fa, al momento dell'insediamento dell'amministrazione, che ha garantito al Sarcinelli di avere non soltanto la grande mostra annuale, ma di avere anche la pianificazione delle mostre, quindi da un anno si sa che cosa succede l'anno successivo. L'unica differenza che c'è in questo momento è che l'accordo, il contratto o il bando era su 3 annualità con l'ipotesi e la possibilità di metterne in campo ancora una, quindi questo periodo di apertura della mostra ci consente di definire se anticipare il bando, quindi senza utilizzare la 4ª annualità, dando la garanzia a chi vincerà il bando di farne altri 3, o seppure fare il 4º anno e dare alla prossima amministrazione la possibilità di fare il bando. Per una questione di rispetto alla comunità
io dico che è opportuno che il bando lo facciamo subito, perché se il prossimo anno ci saranno le elezioni come previsto alla metà dell'anno, non c'è il tempo tecnico per chi si insedia per fare un bando che consenta di avere nella primavera del 2018 la gestione, e quindi si rischia di perdere un anno. Questo noi non possiamo permetterci, perché oggi Sarcinelli è tornato ad essere un punto di riferimento. I numeri dell'ultima mostra sono decisamente interessanti, ma quello che voglio dire è anche che la mostra, quella del Carpaccio, è stata una mostra di altissimo livello, certo, indipendentemente dalla capacità di attrarre. È chiaro che ci sono delle esposizioni che sono più di moda, vale a livello nazionale ed internazionale, però è anche altrettanto vero che il rigore scientifico e la qualità, diciamo, l'elevazione culturale che sono state messe in campo anche per i vivarini sono decisamente elementi che ci contraddistinguono. Io credo che questa mostra avrà il successo che si merita. L'organizzazione Civita ha dimostrato una grandissima affidabilità, serietà e capacità imprenditoriale. Ricordo che penso sia uno dei casi forse diffondibili a livello nazionale, perché non ce ne sono molti, dove il rapporto pubblico-privato gratifica i due senza che ci sia uno dei due che soccombe, certo, nel senso che il comune, rispetto a, penso a quello che avviene in senso generale, il comune di Conegliano mette a disposizione gli spazi, ma non investe e quindi non destina delle risorse per la mostra. Magari i soldi che riesce a in qualche modo risparmiare, che avrebbe dovuto destinare, li mette per l'animazione, quindi sono elementi di valore aggiunto, certo, che si sommano a quello che viene messo in campo dal pubblico e dal privato. Ma infatti mi sembra che questa formula sia una formula vincente che ha dato, come sta dicendo lei, dei risultati ottimi, interessanti. Sai, questa cosa funziona se gli interlocutori sono tutti, in questo caso ambedue, hanno una finalità chiara, trasparente relativamente al risultato dell'iniziativa che viene intrapresa. Certo. Io approfitto di questa straordinaria giornata, della sua presenza, stiamo spaziando un po' a 360 gradi dal vino, poi torneremo sul vino perché voglio che mi racconti alla fine, se le viene in mente, un aneddoto che le è rimasto impresso nel passaggio delle consegne. Però vuole approfittare degli ultimi minuti, gli ultimi 5 minuti che abbiamo a disposizione per parlarci anche del territorio, di quelle che sono le prospettive, si leggono i giornali. Mi può parlare un po' di politica, già che c'è? Politica nel senso positivo di quello che andiamo a definire, di quello che possiamo fare da adesso al prossimo anno. Allora, su questioni che riguardano i fatti amministrativi posso limitarmi a dire che sono cambiate le condizioni dal punto di vista dell'impostazione del bilancio, perché la legge finanziaria ci dà delle opportunità. Pone vincoli, limiti e dà opportunità diverse rispetto a quelle del passato. È vero che si è superato l'impianto del patto di stabilità, perché la finanziaria di quest'anno supera il concetto del patto di stabilità, ma questo non vuol dire che si possono spendere i soldi che erano stati vincolati. E questo determina inevitabilmente delle situazioni che non saranno così soluzioni immediate. Sì, che consentiranno di avere risorse disponibili con autonomia. E il grave problema delle amministrazioni locali è questa ipocrisia che è diffusa, secondo cui la tassazione locale sarebbe destinata all'ente locale. Così non è, purtroppo l'IMU è quasi per la metà appannaggio dello Stato o di alcuni comuni rispetto ad altri. Io ce l'ho un po' più su questa seconda
diciamo, problematica che sulla prima, perché in fondo allora, l'IMU ha 3 componenti, no? C'è la componente destinata allo Stato per norma e sono i capannoni industriali, le banche, i centri commerciali, quello che proviene dal CONE per dire, è direttamente destinato allo Stato, il Comune non incassa nulla. Lo stesso vale per le banche che sono censite come tali e lo stesso vale per i capannoni industriali. Sul resto però Conegliano produce 14 milioni e mezzo di euro di IMU circa. 2,5 sono questi che vanno allo Stato, che sono i capannoni industriali, le banche e i centri commerciali, o i centri commerciali. Dei 12 milioni che rimangono non sono destinati al Comune, perché 8 sono di incasso certo per il Comune, gli altri 4 vanno a finire in un fondo di solidarietà, cosiddetto di solidarietà nazionale tra enti locali, tra comuni, che viene ripartito secondo parametri che dovrebbero gratificare i comuni che sono in difficoltà. Allora, premesso che io sulla solidarietà sono favorevolissimo, se c'è qualcuno che è in difficoltà va aiutato. Penso a cosa è avvenuto l'anno scorso per quanto riguarda l'avversità atmosferica della riviera, dove ci sono stati danni enormi. Allora, se si tratta di fare solidarietà con un paese, con una città, con 3 comuni terremotati, io penso che dovremmo essere qua. Ma che io mi trovi ad avere in provincia di Treviso 95 comuni, di cui 41 incassano più di quello che versano, e noi dei 4 milioni che abbiamo versato ce ne tornano indietro quest'anno 12.000, capirete che è una solidarietà che è falsa. Il rischio è che si creino, no, il rischio è una realtà, ci sono soggetti parassiti rispetto a soggetti che sono costretti a mantenere anche questa situazione. Ecco, io penso che questa sia una roba che mortifica e che ti mette oggettivamente in imbarazzo, perché la possibilità di amministrare deve essere il più libera possibile. Se faccio il confronto con gli impianti normativi e quindi anche legati alle norme di bilancio degli anni che furono, prima dell'introduzione del patto di stabilità, che poi annualmente è diventato sempre più rigido, almeno un sindaco, pur nelle difficoltà a reperire le risorse, e un'amministrazione avevano la possibilità di intervenire con molta più facilità di quanto possa avvenire in questo momento. Lei dice, e questo è giusto che i cittadini lo sentano e lo comprendano, che il comune virtuoso viene penalizzato e il comune sperperante e sperperoso viene invece premiato. Diciamo, questo qui è un principio che vale da molto tempo. Già dalla metà del secolo scorso è cominciato questo meccanismo e negli anni 70 è uscita una norma, sono i cosiddetti decreti Stammati, che dovevano fare un punto da capo, chiudere con una gestione sperequata di prima per proiettargli il futuro. In realtà non è così. La verità però, cioè quello che a me dispiace è non solo che i decreti Stammati abbiano portato a questa situazione, ma che oggi non ci sia un cambio di rotta. Assolutamente non c'è un cambio di rotta, c'è più o meno la conferma di quei principi. Allora, parlando proprio del fondo di solidarietà, 2 anni fa, dei 4 milioni, 3 milioni 980, mi pare che fosse 4 milioni di euro che il Comune ha lasciato in questo fondo di solidarietà, ce ne sono tornati 1.200.000 euro, quindi una cifra sempre, fate il conto, circa il 20%, no, il 30%, che tutto sommato è certamente di più rispetto ai 12.000 di quest'anno. Ma allora l'anno scorso che si sono inventati, siccome avevano, dicono loro, capito che c'erano delle situazioni di ingiustizia, il fondo è stato distribuito per l'80% con i vecchi criteri e il 20% con criteri nuovi che avrebbero dovuto gratificare quelli penalizzati. La risultanza è stata che dal 1,2 milioni che avevamo preso l'anno prima ne abbiamo presi 100 e qualcosa mila euro. Perché? Perché il sistema di ridistribuzione del 20% aveva dei parametri che sono folli. Allora, per esempio, c'è un parametro che fa veramente rabbrividire, che questo fondo di solidarietà integrativo, cioè questa parte del fondo di solidarietà del 20%, va destinato
per uno dei parametri, ai comuni che pagano in ritardo, perché si dimostra che loro hanno difficoltà a pagare, penalizzando chi paga, penalizzando coloro che invece pagano puntuali. E siccome noi abbiamo una solerzia nel rispetto della norma e quest'anno abbiamo chiuso, voi sapete che la norma dice che bisogna pagare entro 30 giorni, non tutti lo fanno, e allora si è inventato che vengono gratificati quelli che pagano dopo. Noi quest'anno, a fine anno, abbiamo chiuso facendo la verifica di tutti i pagamenti che sono stati fatti e abbiamo chiuso a 24 giorni. Quindi 6 giorni prima di quello che stabilisce e obbliga la norma, a salvo che non ci siano contestazioni sulle fatture. Questo dovrebbe essere un elemento di gratifica, non un elemento di penalizzazione. In realtà quello è diventato un elemento di penalizzazione. È pazzesco perché si mette amministratori contro amministratori. Quello che mi dispiace è che purtroppo quando anche sindaci fanno il salto e vanno da un'altra parte, ahimè, dimenticano la loro esperienza e non dovrebbe essere così. Certo. Allora, penso anche allo stesso ministro che è stato presidente dell'ANCI, che ha prodotto quella straordinaria riforma sulle province, dove potremo discutere finché volete, dove sono coinvolti i comuni, ma posso pensare anche a quei sindaci che fanno parte di quelle aziende adesso che si occupano dell'accompagnamento di queste modalità, che forse non si rendono conto, ma se si guardano sullo specchio vedono dall'altra parte, quindi dentro lo specchio, la reincarnazione di Stammati. Allora Sindaco, noi torniamo sulle colline dove il Prosecco incontra il mare, a casa di Alberto di Ca del Poggio, e lì se vuole farmi così una chiusura ricordando quello che abbiamo, il tema che abbiamo, che ha aperto questo straordinario momento di documento, perché questo è veramente un bel documento quello che abbiamo realizzato oggi, e chiudiamo con ancora il Portogallo. A me fa piacere per esempio che anche Alberto e la famiglia Stocco in una delle attività, e quindi mi auguro per esempio che anche le stesse cantine decidano, almeno per alcune partite di vino, di aggiungere non un'etichetta specifica, ma un collarino in cui si dice questo vino oggi proviene da quella zona che è stata riconosciuta città europea del vino. E Alberto, so per esempio che su Prosa ha già messo il logo, che è quel logo che contraddistingue e ci ricorda questa annualità. E allora invitiamo le cantine a rendersi protagoniste di questo periodo. Io la ringrazio. Sì, diciamo che anche le aziende, scusa un secondo, che aggiungo che anche le amministrazioni si distingueranno, sono già in consegna i cartelli indicatori, ogni cartello che definisce la località avrà questa integrazione per quest'anno, dove si indicherà attraverso il logo anche questo riconoscimento, questa annualità speciale. Bene, signor Sindaco, la ringrazio per essere intervenuto in questa trasmissione. 30 minuti con Bruno Zanette vi aspetta sabato prossimo. Ciao a tutti. Buona giornata. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.